si annuncia oggi l'apertura del nuovo centro sportivo di Villa del Sole, una struttura sicuramente all'avanguardia con un campo in erba sintetica di nuova concezione. Ecco, a spiegarci l'iniziativa il sindaco. Nella logica della esternalizzazione degli asset sportivi della città, vi ricordate che erano tutti discretamente chiusi, si è iniziata questa operazione di terziarizzazione che hanno visto da un lato i privati fare un passo avanti in una logica di gestione economica che sollevasse il comune dal peso che deriva proprio dall'attività d'esercizio e consentisse un'opera di investimento, operazione che è andata avanti a Villa Seta con gli impianti di Villa Seta, che andrà avanti con la piscina comunale, che andrà avanti con il palazzetto Nicosia. Domenica inauguriamo quelli di Villa del Sole con un'operazione di miglioria notevole, perché lì vi era un campo, diciamo, in battuto lavico e invece diventa erba sintetica di ultima generazione. Quindi un altro spazio di cui la città si riappropria grazie a questo bel connubio pubblico-privato che fa restituire alla città il diritto allo sport. Ecco, altre iniziative nel prossimo futuro, si aspetta tanto questa gara dell'Urega che venga svolta per il polivalente, no? E credo entro la prima quindicina, ci riferiamo alla palestra distrettuale, l'Eterna Incompiuta, che ha fatto sorridere, ha fatto scrivere fiumi di inchiostro per quel vizio costruttivo d'origine che è stato superato con una progettazione andata avanti già 8 mesi fa, vi ricorderete, in tempi devo dire record, e ringrazio l'ufficio tecnico che ha seguito gli indirizzi dell'amministrazione. Entro la prima quindicina di novembre dovrebbe esserci l'aggiudicazione definitiva, si è perso del tempo per le regolari procedure di antimafia che, come voi sapete, vanno messe in opera, dopodiché potranno ben iniziare i lavori, per cui di incompiute entro il prossimo anno la città non ne dovrebbe più avere, quindi strutture non utilizzate non ne dovrebbe più avere, anzi non ne avrà, e credo che entro il 31/12 potremmo restituire un altro impianto che è la piscina comunale, tanto attesa dalla città per i diversi usi che di una piscina comunale se ne fanno anche in termini riabilitativi. Praticamente è un manto azzurro di ultimissima generazione, adatto a diversi sport. Se non ricordo è il secondo in Italia, perché il primo l'ha fatto il Parma Calcio e forse dovrebbe essere, se non ricordo male, il primo in Sicilia. Già possono partecipare con pallamano, pallavolo, ci sarà pure tutti altri sport perché è un polivalente. Dico, quindi domenica facciamo questa inaugurazione, ci sarà una scaletta tutta bella sistemata con la presentazione, ci sarà il taglio del nastro, ci sarà il sindaco, tutta la giunta.